Fanno discutere le dichiarazioni di ieri del presidente della regione Crocetta, ospite all'8ª conferenza regionale della UIL. Secondo il presidente, il CIAPI, l'ente di formazione della regione, aveva una sede a Buenos Aires dove i deputati portavano le escort. A lanciare il sospetto dell'uso spregiudicato degli enti pubblici è appunto il governatore della Sicilia, che parla di sprechi e privilegi di fronte ai delegati della UIL a congresso a Palermo. Anche questo fa parte della miseria di questa regione, ha detto il presidente. Lo stesso ente ha utilizzato 20 milioni di euro per pubblicizzare i corsi di formazione, spendendo dunque per pubblicità più di quanto abbia speso per i corsi. In finanziaria il governo aveva proposto una norma per la soppressione del CIAPI di Palermo. Intanto in un anno il Parlamento siciliano, l'ARS, ha approvato 19 leggi con una media di una legge e mezzo al mese, in calo rispetto agli ultimi 3 anni con un dato consolidato di poco superiore, 2 leggi al mese. Tra quelle approvate in aula, 12 sono di iniziativa governativa e 85 sono riconducibili ad almeno uno dei 90 parlamentari regionali che viaggiano dunque con una media molto bassa, intorno al 26% di produttività. È il rullino di marcia dell'Assemblea regionale secondo quanto emerge dal rapporto sullo stato dell'attività legislativa e parlamentare del 2013, appena elaborato dagli uffici di Palazzo dei Normanni. Il rapporto prende come riferimento il periodo dal 1 maggio 2012 al 30 aprile di quest'anno, a cavallo dunque tra la 15ª e la 16ª legislatura. Contiene dati e cifre sul lavoro d'aula e delle commissioni. Il presidente dell'ARS, Giovanni Ardizzone, ha sottolineato nella prefazione al rapporto che la riduzione del numero di leggi dovuta al rinnovo del Parlamento, avvenuto con le elezioni di fine ottobre del 2012, che ha comportato ovviamente la sospensione dell'attività legislativa per parecchi mesi. Secondo Ardizzone il rapporto è un importante strumento di trasparenza, soprattutto in un periodo di disaffezione dei cittadini nei confronti delle istituzioni. Rendere conto in maniera chiara del proprio operato e dei risultati raggiunti rappresenta infatti non solo un obbligo ma una necessità per ogni amministrazione pubblica e ancor di più per un organo di rappresentanza politica come questo Parlamento. Ardizzone sottolinea che per l'approvazione di ben 11 disegni di legge su 19 l'iter sia concluso entro soli 30 giorni dalla seduta di commissione, nella quale il provvedimento è stato iscritto per la prima volta all'ordine del giorno. Negli ultimi 4 anni l'Assemblea siciliana ha viaggiato con una media di 2,3 leggi al mese approvate in aula. Il picco c'è stato 2 anni fa con 25 leggi, il 76% di iniziativa parlamentare. Si tratta della produttività più alta per i deputati in termini di DDL votati, la percentuale infatti è più bassa nel 2010, 48%, nel 2009 25% e anche nel 2012 con il 42%.